I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un fiade storia. Secondo la leggenda, Padova saria sta fondata da Antenore, principe troiano, scampà da Troia quando che si sta incendià. In che stessa circostanza era scampà anche Enea, che era venuto nell'Assio dopo e note tribolazioni con Didone, eccetera, eccetera. I discendenti di Enea gavaria fondà più tardi Roma, invece Antenore Padova e gavaria fatta subito senza tante complicazioni. Questo dice a leggenda, per cui Padova saria più vecchia di Roma, tanto perché i padovani si possa vantare anche a iori de calcossa. Chi che se contenta gode. Invece, secondo la storia e il buon senso, Padova saria nata un fia per volta, da un villaggio dei Paleoveneti, i Veneti de una volta, che non aveva niente a che fare coi troiani, ma che pare i fosse abbastanza buona gente e bravi a levare cavalli. In ogni modo, anche a Padova si è diventata una città romana, e pare anzi che fosse piena di siori, insomma una delle città che allora aveva pischei. E aveva un anfiteatro e tante costruzioni per tutta la gente, ponti, e strade, e Padovan già era Tito Livio, grande scrittore della storia romana. Dopo si passai i soliti barbari e i butta per aria tutto. I padovani di allora si scampai a Malamocco, in riva al mar, al sicuro, aiutando più tardi a far nascere Venezia. Solo dopo il mie Padova ha ripreso a essere una città importante e un poco alla volta e a scominciare a far guerra coi vicini, Vicenza, Verona, Treviso, Venezia, da cui alla fine la doveva acciapparle, e a costruire palazzi e cese come il Palazzo della Ragion e il Tribunale e a Cesa del Santo, quella degli Eremitani e il Battistero, eccetera, eccetera. Nel 300, cioè nel secolo XIV, quello che scomincia col 1300 e finisce col 1399 per capirsi meglio, Padova, che prima già era governata col sistema repubblicano, ha avuto dei siori, i carraresi, che se ne intendeva anche di arte e di letteratura, tanto severo che se sta ospite anche a Francesco Petrarca, che è morto qua vicino, ad Arquà, e che a Padova si ricorda adesso soprattutto da una squadra di rugby che ogni tanto vinse il campionato italiano. Il gioco del rugby non è molto petrarchesco, ma la squadra si chiama proprio Petrarca. Sempre meglio a Padova parlare di rugby che di calcio, anche se l'anno passato, 1981, siamo tornati in C1. Nel 1405 tutte le guerre con i veneziani finia, perché questi che ha vinto. I che acciappai i carraresi e li aveva copai senza tanti complimenti in preson a Venezia. Da allora, per tanti secoli, Padova si sta governata dai veneziani. Solo nel 1509, quando che si sta a Lega de Cambrai, anche i veneziani i legai a acciappare, e la storia si vendica sempre. Padova per qualche mese si sta occupata dai soldati dell'imperatore Massimiliano d'Austria, ma con colpo di mano i veneziani i che aveva tolta e l'imperatore non si sta più bon di ritorsi a città, pur avendo fatto portare da Valsugana i primi canoni che già era stata poco inventai. Messi a sparare contro il bastion Ciamade e Agatta, gli sparava così pian che finché gli buttava su un muro, i padovani aveva tempo di tirarne su un altro da Drio. Così gli imperiai se gastufà e ga libera Padova dall'assedio. Pare anzi che i padovani, patorli in giro, gli mostrasse una gatta ligata sopra un paio. Roba che allora aveva davvero un significato molto offensivo, ma che adesso non la faria né caldo né freddo. Cascà Repubblica Veneta gascomincià a venire avanti e in drio francesi e austriaci, finché spedio finalmente Napoleone a Sant'Elena, se restai austriaci. I se restai fino al 1866, quando se venuti gli italiani, e tutto il resto della storia è inutile dirla, perché la se precisa al resto d'Italia, e tutti a sa al manco un poco. Padova
come tutte le città del resto, gavuo i suoi alti e bassi. I periodi più importanti per la cultura, per l'arte, per l'economia, se quei che si vede ancora nei monumenti, a parte quelli d'epoca romana che isendasò quasi tutti. Un fià per colpa dei barbari e un fià per colpa, ma come potevi fare, dei padovani, quando ha dovuto ricostruire la città nel Medioevo. E per avere il materiale gli desfava quello che restava di vecchio e mezzo rotto. Un paese come il Seon, una chiesa come quella del Santo, dice quanto Padova fosse potente in quel tempo. E basta ricordare che se venu Giotto e un sacco di artisti validissimi che Galassani a città pitture tra le più belle che sia in Italia. Ma anche sotto Venezia, Padova continua a essere importante, basta pensare al Cornaro, a Ruzzante e a tutti i professori dell'università, tra i quali anche a Galileo. Un altro monumento buon se sta ai inizi del secolo passato, quando che c'era il Cesarotti, e se sta da ste parti anche il Foscolo. Non dismentighiamo che è nato a Padova Ippolito Nievo, e neanche la storia del nostro secolo è da buttar via, a parte che siamo ni altri. Se podaria fare una lista lunga di scrittori, di artisti, di industriali, di sportivi di prim'ordine, dei politici forse un fiamanco, ma questo è un difetto nazionale.